È un atto di civiltà ospitare un profugo che scappa dalla morte e dalla fame, non è un atto di civiltà mettere in secondo piano i nostri cittadini che non sanno come sbarcare il lunario e avere dei migranti, 2 su 3, quelli che arrivano qui, che non sono profughi. Chiaro il messaggio a governo e prefetture da parte del Veneto sull'apertura di nuovi centri di accoglienza, come di fatto sta accadendo a Zerman. Una situazione che doveva passare sotto silenzio, stando alle indicazioni da una prefettura pare adesso molto irritata. Io sono contento che il prefetto di Treviso, Laura Lega, sia arrabbiata. Se è arrabbiata vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Una situazione che secondo il segretario si ritorcerà contro governo e prefetture, come è già accaduto a Quinto l'anno scorso e a Gorgo solo qualche giorno fa. Sono proteste spontanee, non sono governate dalla politica e quindi vuol dire che il vaso è pieno. Naturalmente questo governo Renzi continua ad andare avanti imperterrito con l'importare con questa trasmigrazione voluta e cercata e trovata e naturalmente il territorio non la vuole vedere. Penso che questi profughi dovrebbero essere distribuiti nei loro paesi di origine perché noi non abbiamo posto per queste persone, non abbiamo lavoro per i nostri giovani, non abbiamo lavoro per i nostri esodati, quindi questo governo non ha capito le esigenze del territorio.